Tutto è partito da qui, dal nostro territorio. In questo luogo che si fonda sui valori, identità e relazioni tra persone, ho costruito la mia esperienza politica. In 10 anni da presidente di circoscrizione, 8 anni da assessore al turismo e commercio e 2 anni da consigliere regionale, ho amministrato con la consapevolezza che conta più di qualsiasi cosa ascoltare i cittadini, risolvere i loro problemi e parlare coi fatti. Abbiamo bisogno di creare un modello regionale che permetta ai giovani di crescere, che metta in rete il mondo dello sport, della scuola e dell'università con il mondo del lavoro. Mettere il vino al centro è fondamentale per dare ossigeno al turismo e al commercio veronese e per creare nuovi posti di lavoro. Per questo ho promosso la legge regionale per l'istituzione dell'Ecomuseo del Vino. Ecomuseo che verrà realizzato nella città di Verona, facendola diventare capitale enologica d'Italia. È altrettanto importante è oggi far sì che Verona e provincia diventino un'unica comunità protagonista in Veneto e che il nostro territorio sia considerato il luogo ideale in cui vivere.